E iniziamo un nuovo vlog. Oggi, oggi devo aspettare 2 pacchi in teoria, perché un pacco mi aveva segnato, che non mi era mai successo, che me lo portava ieri pomeriggio, però poi in effetti non me l'ha portato. E perché di solito passano la mattina qui i corrieri, infatti ero stupita anch'io di vedere questa email che mi diceva che me lo portavano il pomeriggio. Infatti poi quando è arrivato alle 4:30 hanno ricorretto la data di consegna, che era oggi, e oggi mi hanno già segnato che la portano la mattina, soliti orari. Allora, oltre ad aspettare i corrieri, questa mattina ho provato questo rossettino della MAC. Non è nuovo, ma l'ho preso con gli sconti, fatti sul sito di Pinalli, perché ieri, a parte il pacco che non è arrivato, quello di Pinalli invece mi è arrivato, e con gli sconti ho preso anche questo rossettino che si chiama Lip Tensity Galaxy Green e l'ho voluto provare, vediamo, anche perché era super scontato, l'ho pagato 8 euro, per cui era super scontato e ho deciso di provare a prenderlo, perché di solito questi violacei li porto anche volentieri, però non so questo, vediamo con il passare delle ore che effetto mi fa, perché come sconti ho preso sia prodotti da Sephora che prodotti da Pinalli, però non è stato come il Black Friday, che hanno messo tutto in sconto. Praticamente hanno fatto una selezione di prodotti che sono scontati, poi se piacciono li si prende oppure no. Io ho trovato dei prodotti che mi piacevano, per cui li ho presi da entrambi i siti, mentre Douglas mi è arrivata l'email che faceva il 20% su 69 euro, qualcosa del genere, però non ho preso niente perché Douglas non ha quei marchi particolari, e il 20% per esempio su questo rossetto avrei pagato sicuramente di più, per cui ora come ora da Douglas non ho preso assolutamente niente. Vi faccio vedere la spesuccia di questa mattina, che sono già andata al mercato agricolo e tornata per essere in orario. Vi faccio vedere la spesa. Dal mercato agricolo ho preso il cappuccio, quello viola, il radicchio tardivo che lo mangio sia crudo che cotto, e qui ci sono dei cavoletti di Bruxelles. Poi sono passata in pasticceria perché iniziano le frittelle. A me le frittelle mi piacciono, diciamo, mangiarle, specialmente quelle con la crema, poi arrivano quelle con l'uvetta. Allora sono passata in pasticceria, da questa pasticceria qui, e visto che c'erano le ho prese. Sono 2 alla crema, che questa si è anche capottata, 2 allo zabaione e 2 fettine di sacher, che eventualmente ho pensato di mangiarle domani mattina come colazione. E me ne stavo dimenticando, vi faccio passare una foto della cena di ieri sera. Ieri sera sono riuscita a mangiare, me lo sono cucinata io, era la carne si chiama pancetta e me la sono cucinata alla piastra, poi 2 salsicce, le patatine fritte e i fagiolini con molta maionese. Vi dico che è stata una bella cena, come questo piatto da secondo. Oggi pomeriggio sono a metà del mio giro, sono riuscita ad andare a prendere le ricariche per la stampante, poi sono andata da Bottega Verde, che c'era scritto che mi dovevano cambiare la carta, e anche se volevo che c'era quel, poi ve lo faccio vedere perché ho messo il sacchetto qui dietro, che con 5 euro mi davano dei pennelli con una spesa di 15 euro, per cui ho voluto provare, vediamo che pennelli che sono, anche perché a prezzo pieno i pennelli costavano 20 euro, per cui vediamo poi come sono. Adesso devo andare qui a Montebelluna dalla Geox a recuperare un paio di scarpe ordinate che non sono per me, sono per Davide, per cui devo soltanto vedere se, perché l'email mi segna che sono arrivate, che il corriere li ha consegnati al negozio, per cui adesso vado a vedere se me li danno oppure no. Poi ero incuriosita di come l'anno scorso c'è una pasticceria che si chiama Bernardi,
che fa delle frittelle molto buone, tipo quelle veneziane, e a me piacciono molto, manco almeno mi ricordo dell'anno scorso, e sono buone anche il giorno dopo. Sì, si asciugano un po', però non c'hanno dentro la crema, c'hanno l'uete e i pinoli, per cui sono più propense a resistere. Poi volevo andare fino a Vedelago a prendere il pesce per questa sera, volevo prendere del sugo per la pasta, sempre se lo trovo. Vediamo se riesco a fare tutto, perché adesso sono le 4, vediamo cosa riesco a combinare. Allora, le scarpe le ho recuperate, le frittelle non sono andate a prenderle perché c'era un po' di gente, e ho deciso, visto che sono le 5, di andare a prendere il pesce, sempre sperando che abbiano, perché non è molto grande questo negozietto, so che alla mattina qualcosa hanno di cotto, non so dirvi a quest'ora del pomeriggio, per cui è una prova anche per me, per vedere se hanno lo stesso qualcosa di cotto nel pomeriggio. E comunque, se eventualmente di cotto non hanno niente che mi ispiri, prenderò 2 fettine di tonno, che è una cosa semplice da cucinare sulla pentola quella antiaderente. Adesso vediamo cosa trovo. Parto a farvi vedere le scarpe che non sono per me, sono quelle di Davide, che si è preso queste scarpe perché in negozio della Geox tengono fino al numero 45 ed è difficile che tengano il 46. No, io l'ho trovato alla Nave de Vero a Marghera, che c'è la Geox anche lì, e lì c'era il 46 di un paio che si era preso ancora quest'estate o l'anno scorso. Ma per quest'inverno a Montebelluna, visto che il giorno della Befana eravamo a Montebelluna, ha voluto provarsi queste, ma c'era il 45, gli piacevano di più queste che rispetto all'altro paio, per cui ha ordinato il 46 di queste. Adesso speriamo che gli vadano bene bene, anche perché la Geox praticamente i numeri che non hanno in negozio te li ordinano, però pretendono che tu dai già il pagamento, poi se eventualmente le scarpe non ti piacciono o non ti vanno bene puoi restituirle, però loro non ti restituiscono i soldi, ma ti danno un buono del valore delle scarpe da utilizzare in seguito. E questa cosa non è che mi piaccia molto, perché in fin dei conti se prendendo su internet arrivi fino al 46, anche tu come negozio dovresti tenere tutte le taglie. Questa cosa non è che mi piaccia molto, comunque fatta così. Poi da Bottega Verde, beh, qui ci sono cose da bagno che eventualmente ve le faccio vedere nei video acquisti dei saldi. Questi sono i prodottini, e questo sono i pennelli per 5 euro spendendo 15 euro, altrimenti a prezzo senza nessuna spesa te lo danno, però costa 19,99 €, per cui 20 euro. E ero incuriosita di provarli, cioè sentendoli così li trovo, sì, avete presente il pennello di Nabla, quello per il fondotinta? Ecco, è più o meno la stessa cosa, non sono molto pieni di setole. Non so, questi per gli occhi, beh, giusto per provare, comunque c'è anche il suo contenitore fatto così. Per finire, in pescheria ho trovato sia il sugo di pesce, le mazzancolle in sour, che queste sono buone, e le polpettine. Sto ancora provando la palette di Metropolis di Natasha Denona. Queste colorazioni, vedete, è dalle 2 che sono truccate, sono le 5:30. Ho messo il primer, ma in questa colorazione non si è proprio ok, qui ci vedo un po' di riga più scura, però è ancora passabile come trucco. Non è come quando ho utilizzato i colori quelli più scuri messi qui, che veramente è stato un macello come risultato dopo un paio d'ore. Sulle labbra invece ho messo questo rossettino di Kat Von D, che era di quei rossettini scontati qui per i saldi. Praticamente ha qui il disegnetto delle labbra, e questo è il colore del rossettino. Questo rossetto è uscito in una collezione limitata, forse, di rossettini per l'autunno. Praticamente dovrebbero essere usciti settembre-ottobre, se si parla di autunno,
E adesso in settembre-ottobre non ne ho preso neanche uno, adesso che erano scontati ho deciso di prendere, ne ho presi due. Ho preso questa tonalità che si chiama Plump Pink, cioè proprio assomiglia alla zucca, diciamo, come quei rossi mattone che vanno verso il colore della zucca, mentre l'altra tonalità che ho preso è questa. Anche questa qui cambia anche la colorazione del disegno qui delle labbra, questa tonalità eccolo qui, adesso riesco a aprirlo, è un colore più nude questo qui, e questo qui si chiama Grace, c'è scritto Grage. E questa qui è la tonalità. Comunque questo qui sarebbe il nude, che lo proverò domani, vediamo. Adesso oggi ho voluto provare questo colore qui e mi ha ispirato bene. Adesso mi strucco e penso di preparare la cena. Sono curiosa di assaggiare le polpettine, poi come il solito faccio una pastina, e le mazzancolle in saor, quelle sono buone anche domani. Mi ha detto che anche se voglio mangiarle anche domenica va bene lo stesso. Primo giretto di questa mattina fatto, sono andata in banca a prendere soldi per pagare il bollo dell'auto, per cui il bollo auto pagato e a posto per un anno. Adesso sono qui da Cadoro che volevo farmi la spesa e volevo dirvi che sulle labbra ho messo l'altro rossettino di KVD che ho preso e mi piace veramente, sono quei nude che mi piacciono veramente portare. Adesso non so se ci sia ancora sul sito o cosa, comunque si chiama Grage e sono dei rossetti di Kat Von D. Veramente mi sta veramente piacendo. Bene, adesso vado a farmi un po' di spesuccia e poi devo andare a prendere anche le arance, che invece vado a prendere dall'ortofrutto, che le trovo più buone secondo un mio gusto. Ed eccoci qui con la super spesa di questa mattina. Ho preso l'olio, questo qui per friggere agli arachidi, poi ho preso lo zucchero Eridiana, lo zucchero Sadam e anche lo zucchero di canna, le uova della De Cecco. Ho preso sia gli spaghetti che le linguine, una confezione di tramezzini, tonno e olive. Questo è lo scontrino. In tutto ho speso 65,98 €. Una confezione di uvette perché volevo fare una ricettina di frittelline con la ricotta e l'uvetta. Adesso vedo cosa combino. Poi ho preso il limone. Ho provato a prendere questo tonno, non l'ho mai preso, ho deciso di provare a cambiare. È all'olio di girasole, chissà se è buono, perché di solito prendo il Rio Mare, però ho visto questa novità e ho deciso di provarla. Della Pompadour ho preso il tè 1001 notte, il tè magia d'inverno e ce ne dovrebbe essere un altro, eccolo qui, caldo a braccio. I dadi, allora ho preso questo di manzo del marchio Knorr, che sono quelli che io mi trovo meglio, sono quelli in queste confezioni qui. Per me sono i migliori dadi che mi piace come condiscono, sia che faccio risotti, devo condire delle verdure cotte in pentola. Mi trovo bene con questo dado, anche quando devo fare il brodo lo utilizzo. Qui ce n'è un altro che è invece alle verdure, un altro tramezzino, prosciutto cotto e funghi, del lievito sempre per il discorso delle frittelle che voglio provare a fare, i wuster, e ho preso della Citterio, chissà se sono buoni, delle noccioline tostate, la confezione piccola. Qui c'è un'altra confezione di tonno vegetale Knorr. Poi passiamo alle
alle zuppette. Ho preso della Naturello, il passato di verdure, e qui ce n'è un'altra del Dimmi di sì, che sono cannellini e broccoli. Poi ho preso dei ravioli, funghi e morlacco, i Ferrero Rocher, che secondo me sono i migliori cioccolatini confezionati in commercio per ora. Questi biscotti, di solito cioè a me è successo che questi biscotti me li diano come biscottino con il caffè, visto che li ho visti, li ho presi. Una Philadelphia, questa qui a quadrettini, il Mikado in bastoncini, un'altra confezione di limone, la ricotta, sempre per il discorso delle frittelle, la scamorza affumicata. Poi qui dentro c'è una confezione di patatine Amica chips, queste all'olio d'oliva, 2 confezioni di latte della Pepsi, e qui dentro c'è il stura lavandino. Allora, questa è tutta la spesa fatta al supermercato. Poi sono passata dal fruttivendolo e qui ho preso le arance nave, le cipolline da fare in agrodolce già pelate, e di qua una confezione di funghi. E per finire sono passata da Frescovario per prendere le patatine fritte. Poi ho visto dell'altro e così ho preso dell'altro. Ho preso questa pizza Nuttes, cioè dovrebbe essere la pasta di pizza fatta a pallina così. Non so neanche se vadano cotte in forno. Sì, qui c'è scritto che andrebbero cotte in forno. Beh, vediamo poi se li faccio in forno o in padella. Di pizzoli ho preso le crocchette, queste con la faccetta di topolino. Queste sono le patatine che cercavo. Poi ho preso la zuppa di funghi, degli altri stuzzichini fatti così, che c'è dentro un misto, c'è l'oliva alla scolana, la mozzarella ripiena, cioè la mozzarella, non so, la mozzarella fritta. Poi ci sono queste cosette qui un po' sfiziosette. E per finire ho preso un pezzo di salmone, perché una sera potrei fare la pasta col pomodoro e salmone. Ed ecco il pranzetto che mi sto preparando per mezzogiorno. Ho già cucinato i funghi che vi ho fatto vedere prima, ci ho aggiunto un po' d'acqua giusto per la cottura e un po' di dado, sempre i dadi che vi ho fatto vedere, ne ho messo un po' meno di mezzo. E queste sono le palline, quelle un po' bruciacchiate, che le palline, quelle con l'esterno, con la pasta da pizza, l'interno dovrebbe essere come una pizza margherita, mentre queste qui sono le crocchette di patate con la faccina di topolino. Ecco, sono riuscita ad andare a fare una lampada mettendomi la mia crema Istomer come per aiutarmi a discorrere. Lampada fatta. Poi della lampada sono passata a prendere un po' di affettati, il pane, quello cotto a legna. Adesso ve lo faccio vedere. Allora vi faccio vedere un po' di miscuglio. Qui ho preso i biscotti, la focaccia, un po' di prosciutto cotto, la insalata russa, la casatella. Lì ho preso le veneziane, frittelle, e di qua il pane cotto a legna. Questa volta ne ho preso uno solo perché non ho completamente finito quello della settimana scorsa. E adesso come cena volevo cucinare le cipolline, quelle che avete visto nelle clip precedenti della spesa. Volevo cucinarle in agrodolce e per questa sera fare le cipolline in agrodolce. Questo è l'impasto che ho preparato questa mattina e sono delle frittelle. Qui sto scaldando l'olio. La particolarità di queste frittelle è che nell'impasto c'è anche la ricotta. Sotto nell'info box vi lascio la ricetta di come che le ho fatte. Adesso le cucino e nella prossima clip ve le faccio vedere cotte. Mi aiuto con 2 cucchiaini piccoli per fare le palline. Speriamo bene per il gusto, perché è la prima volta che provo a farle.
Queste sono le frittelle finite, qui un po' più bruciacchiate, un po' meno, comunque regolatevi voi, ne cuocete 2-3, li aprite, vedete se al centro sono cotte. E qui ci ho messo un po' di zucchero e le passo nel zucchero e diventano così. A me ne sono usciti sulla cinquantina, per cui con la ricetta che vi metto sotto. E sono anche buone. All'interno, qui ne ho tagliata una a metà, all'interno sono così. Per quanto riguarda le frittelle di ieri manca un po' di gusto, nel senso che ieri le ho assaggiate appena fatte ed erano buone, riuscivo a mangiare. Questa mattina ho fatto colazione, ne ho mangiata una e sento che manca un po' di sale, penso, nel mio caso. E poi anche il zucchero fuori, forse era meglio che mettessi quello a velo, perché con lo zucchero semolato nel mangiarne più di 2-3 diventa stomachevole, diciamo. Però comunque dai, ci ho provato a farle. E oggi è domenica e mi sto preparando per andare a Miane, in provincia di Treviso, che c'è una sagra che è su un tendone anche riscaldato, e vediamo che cibo che ci preparano, perché oggi c'era anche, sia questa domenica che domenica prossima, c'è a Creazzo, in provincia di Vicenza, la sagra del broccolo fiolaro. Solamente che oggi facevano praticamente a mezzogiorno, facevano un pranzo già, cioè non è tipo sagra, entri, paghi, prendi quello che vuoi, facevano proprio un pranzo preorganizzato e si doveva pagare 30 euro a testa. E sinceramente Davide ha detto 30 euro a testa, che in totale faceva 60, per andare a mangiare su una sagra non è che sia molto conveniente, diciamo, perché se vai su un locale e spendi 60 euro dici sono su un locale o al servizio di un locale. Anche se su questa sagra era su un tendone riscaldato, mi ha detto, quando ho telefonato per informazioni, mi ha detto che ci sono i piatti di porcellana, c'è il servizio a tavola, però sempre una sagra rimane. E allora abbiamo deciso di non andare lì, non so, forse, dico forse, domenica prossima, perché domenica prossima fanno gli assaggi e c'è un prezzo fisso di 18 euro a testa. Praticamente sei come a mensa, prendi il tuo vassoietto, fai il giro e ti danno gli assaggi. Questo sarebbe quello che fanno domenica prossima, però domenica prossima costa 18 euro, sono già meno, diciamo. Comunque vediamo se ci andiamo oppure no. Comunque per oggi andiamo a questo Miane, a questa sagretta, e vediamo che cibo ci danno, anche perché di solito noi a queste sagre in due con 30 euro mangiamo, per cui vediamo questa com'è. Siamo arrivati, il posto è questo, però è presto perché iniziano a fare da mangiare a mezzogiorno e sono le 11:10, siamo già qui, ma non c'è praticamente poche macchine. Tornata da quel pranzo che avete visto. Allora abbiamo mangiato tutto, a parte il tortino, quello fatto con i fagiolini che lo avete visto nelle clip, quello lo abbiamo assaggiato, ma l'ho portato a casa mi ero portata dietro una ciotolina di quelle da conservare il cibo, una piccolina che mi sta in borsa, e quella non l'abbiamo finita completamente. Poi il trucco questa mattina ho ritirato fuori la Sultry di Anastasia Beverly Hills, non avevo voglia di continuare a mettermi quella di Natasha Denona, perché come sapete, come avete visto dal vlog precedente,
la utilizzo, però certe colorazioni veramente mi si ammucchiano qui a una durata minima. Questo è con la Sultri, è dalle 10 stamattina che sono truccata e adesso sono le 15:15 del pomeriggio e questo è quello che mi resta. Su questo trucco ho utilizzato proprio il primer di Anastasia Beverly Hills. Beh, mentre sulle labbra ho continuato a mettere il nuovo rossettino Grace di Kat Von D, che mi sta veramente piacendo come colorazione. L'unica pecca è che è un'edizione limitata, da quello che ho capito. Ok, adesso mi strucco e a posto così.